Una buona serata amici sportivi e bentrovati con le telecamere della Wii Sport. Questa sera al Nicola Bonanno per seguire il recupero della 16ª giornata del campionato di prima categoria siciliana Girone D. L'Atletico Messina ospita la Football 24 nel derby messinese della 16ª giornata che non si è giocato domenica per le avverse condizioni meteo. Atletico Messina che viene dalla sconfitta rimediata nell'ultimo turno contro il Sant'Alessio a quota 19 punti in classifica, frutto delle 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte rimediate dai ragazzi di Mister Caruso. Dall'altro lato una Football 24 con una partita in più rispetto agli avversari a quota 18 punti, frutto delle 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte per i ragazzi di Mister Beninato, ex Atletico Messina. Abbiamo visto, grazie alle nostre grafiche, i due 11 che scenderanno quest'oggi in campo per darsi battaglia. Atletico Messina che si affida al 3-5-2, la Fauci tra i pali, difesa composta dallo nostro Costanzo e Mascaro, centrocampo a 5 formato da Garte, Murdaga, Nicosia, Calapà e Bonanno, e duo d'attacco che sono Calarco e Di Stefano. È tutto pronto per cominciare, allora il direttore di gara fischia all'inizio del match con la Football 24 che ha battuto questo primo pallone di gioco e saranno proprio loro i primi a provare a rendersi pericolosi in attacco. Qui con questo pallone che viene spizzato all'indirizzo di Aloisi che prova a coordinarsi col sinistro. Interessante il tentativo del numero 9 che scheggia l'incrocio dei pali e finisce fuori. Subito un'occasione quindi per la Football 24. Atletico Messina prova a rispondere qui con Di Stefano che preferisce il cross in mezzo, palla che poi finisce a Murdaga che prova col sinistro ma è sballato. Il pallone finisce di molto al lato della porta protetta da Parisi. Ancora Atletico Messina, qui Garte appoggia per Nicosia che lancia splendidamente per Di Stefano che è in posizione regolare. Di Stefano si può immolare contro Parisi ma sciupa tutto il classe 99 dell'Atletico Messina che ha avuto l'occasione per passare in vantaggio ma è stato ipnotizzato dal numero 1 della Football 24. Scagliando questo pallone al lato, dall'altro lato provano a rispondere gli ospiti con questo calcio di punizione, il pallone che finisce in mezzo all'indirizzo di Aiello che prova a calciare col destro verso la porta, tentativo debole e centrale, la Fauci non ha problemi e allora l'Atletico Messina prova a ritornare in avanti. Qui Calarco appoggia per Di Stefano che poi combina ancora col compagno, ancora Di Stefano che prova l'imbucata per Calarco che poi però non riesce a colpire questo pallone e Parisi può far sua la sfera. Bella la combinazione però fra i due attaccanti dell'Atletico Messina. Alla metà del primo tempo la situazione si stravolge, qui doppio intervento in area di rigore della Football 24. Sul primo il direttore di gara aveva lasciato andare, sul secondo no, su Di Stefano, e allora sarà calcio di rigore per l'Atletico Messina. Calarco ha già preso il pallone, l'ha posizionato sul dischetto, sarà lui a battere questo calcio di rigore. La sua rincorsa, il sinistro ed il gol di Giuseppe Calarco che sblocca l'incontro, realizza il calcio di rigore e manda avanti l'Atletico Messina. Calarco che poi si toglie la maglia e dedica il gol a un amico scomparso. Bellissima anche questa scena. Riceverà anche il cartellino giallo dal direttore di gara ma poco importa, l'Atletico Messina passa in vantaggio sul finale di primo tempo. La Football 24 ha qualcosa da recriminare, qui è Bruno che prova a entrare in aria, forse toccato dallo nostro. Il direttore di gara però non è dello stesso avviso e allora lascia correre. Primo tempo che quindi si chiuderà così sul risultato di 1-0 per l'Atletico Messina che è riuscita quindi a sbloccare l'incontro grazie al calcio di rigore realizzato da Giuseppe Calarco. Vediamo le due squadre che dopo la pausa rientrano in campo. Qui Mister Beninato ha qualcosa da dire ai suoi, anche Mister Caruso dall'altro lato. Ed è quasi tutto pronto per ricominciare con la seconda frazione di gioco di Atletico Messina Football 24 che ricomincia in questo momento. L'Atletico Messina prova a spingersi in avanti immediatamente, però il pallone qui viene mandato in rimessa laterale. Ancora la pressione dell'Atletico Messina che recupera il pallone con Garte che poi lascia per Calapai, palla che in qualche modo favorisce Bonanno che entra in aria e calcia col sinistro. Clamorosa occasione per il capitano dell'Atletico Messina. Dopo pochi minuti all'avvio di questo secondo tempo il numero 10 non è riuscito a realizzare il gol del 2-0. Potrà ripetersi poco dopo qui sull'appoggio di Calarco, ancora Bonanno che calcia col destro, Parisi non trattiene il pallone, allora questa volta finisce in rete per il gol del raddoppio dell'Atletico Messina che porta il risultato sul 2-0 grazie alla realizzazione del capitano Tiziano Bonanno. Possiamo riapprezzare qui il destro, sicuramente qualche responsabilità però per l'estremo difensore della Football 24 che non è riuscita a bloccare questo pallone che poi si è spento in rete. Mister Caruso nonostante il vantaggio continua a dare indicazioni ai suoi.
la Football 24 prova una risposta dall'altro lato ancora da calcio di punizione, pallone che pericolosamente danza in aria, poi viene allontanato ma finisce sui piedi di D'Agostino che prova col destro verso la porta. Anche in questo caso tentativo centrale, la Fauci non ha problemi a bloccare la sfera ed andare al rinvio. Atletico Messina, che adesso è in vantaggio di 2 reti, deve solo giostrare in questo secondo tempo il risultato. La Fauci qui dovrà stare nuovamente attento su questo calcio di punizione affidato alla Valle, che prova ad andare verso l'incrocio dei pali, pallone che però non si abbassa a sufficienza e si spegne alto. Poi l'Atletico Messina rischia di complicare tutto quando Costanzo appoggia per Mascaro, che in situazione di pericolo atterra così un avversario. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, estrae il cartellino rosso all'indirizzo del difensore dei padroni di casa, che quindi dovranno concludere questo secondo tempo in inferiorità numerica. Mister Caruso prova subito a sistemare le cose inserendo Cucinotta al posto di Calarco, e questo il primo cambio dell'Atletico Messina, che va a rinfoltire la difesa. E attenzione però anche all'occasione da questo calcio di punizione, il pallone che in qualche modo finisce a Aloisi, e Costanzo che poi si fa perdonare mandando questo pallone in calcio d'angolo. Poteva essere una grande occasione per il numero 9 della Football 24, ospiti che adesso provano all'attacco a sfruttare questa superiorità numerica. Qui clamoroso incrocio dei pali ancora di Benny Aloisi, che tutto solo in aria era riuscito a liberare il destro, pallone che però si è infranto contro l'incrocio dei pali. Fortunato la Fauci, che qui nel frattempo non ha problemi a raccogliere questo tentativo di Crisafi, che aveva provato verso la porta. Adesso resta a terra lo nostro, e allora il secondo cambio di Mister Caruso sarà Pare Fioriti, che sostituirà proprio il numero 2 dell'Atletico Messina, che riesce a difendersi in questo finale di gara, e riuscirebbero anche a realizzare il gol del 3-0 se non fosse che Calapai era finito in posizione irregolare secondo il direttore di gara, quindi annullata la rete del 3-0. L'ultimo cambio di Mister Caruso è la Valle, che prenderà il posto di Murdaga per questi minuti finali di gara, con l'Atletico Messina in inferiorità numerica ma in vantaggio di 2 reti. La Football 24 continua a provarci, qui il colpo di testa ancora di Lavalle, che però non riesce a dare la giusta forza al pallone. Saranno 5 minuti di recupero secondo il direttore di gara. L'ultimo tentativo è di Aloisi, che si libera bene ma poi col sinistro calcia alle stelle. Sul finale qualche discussione di troppo, si accendono gli animi, e allora il direttore di gara decide di fischiare 3 volte in anticipo e mettere fine a questo match. L'Atletico Messina si impone per 2-0 sulla Football 24, sale a quota 22 punti in classifica. Nel prossimo turno se la vedranno contro i ragazzi dell'Atletico Fiumefreddo. Dalle nostre telecamere per quest'oggi è tutto, alla prossima.